Vediamo un po' la camera. Presidente, però siamo noi. Adesso No, al microfono. Che devi collegare? Da qualche parte nel setacciamento. Messo dentro. Con Ciambetti, lui Ciambetti lo prevedeva alle 10. Salve. No, c'è collegato. Sì, me l'ha detto il sindaco. Eccolo. Io ci sono. Questo va qua, no? Cos'è che ha in casa? Sì, eccolo lì. Lo sento. Sì. Qua però non è l'audio. Bisogna accendere l'audio. Ma qua c'è. Pronto? Ehi. Sì. Ma in che senso? Cioè non mi sentite? No. Mi chiedono se possiamo mettere questo, possiamo metterlo lì. Adesso mi senti? Ti metti qua, sì. Mi senti? Mi sentite? Facciamola provare la lettera. Mettiamo il computer. Il discorso di audio. Prova, 1, 2, 3, prova. Prova. Io qua vedo il microfono acceso, tutto acceso. Spengo, riaccendo. Va bene, va benissimo, va benissimo, per me sì. Ecco, adesso forse, pronto? Dottor Scaroni, io la sento bene. No, vabbè, ma sentite, no, Iniziamo? Iniziate, dai. Iniziate, dai. No, ma non sentiamo niente, dai. Diciamo già una roba. Io vedo tutto acceso qui da me. Vedo tutto acceso. Lei con chi sta parlando? Ho capito, ma se non si sente. Io vi sento, il microfono è acceso. Senti un po', Luigi, non possiamo... Sì. Comunque guardami, voi iniziate, dai, se no è troppo lungo. La voce mia o sua? Io Scaroni lo sento bene. Sì, siamo noi però che non sentiamo per nulla lei, Presidente. Come facciamo? Iniziamo e proviamo a fare col telefono eventualmente. Senta, ma provi a parlare, vediamo se sentite. Prova. 1, 2, 3, prova. Vabbè, allora guardi, proverò io a tenerle qui il moccolo. No, non mi permetterei mai che lei faccia... No. Provi a... No, lo tengo, ma provi a parlare. Allora, sentite, proviamo a vedere cosa...
scusate, vorremmo sentire... Eventualmente delego il segretario del Consiglio regionale a fare le mie veci e penso abbia anche il mio intervento se ci sono problemi. Nessun problema da parte mia. Dov'è il segretario? C'è il dottor Valente. Perfetto, guarda. Facciamo lui, dai, senza problemi. Facciamo lui. Proviamo ad andare avanti così, dai. Io insomma posso parlare anche al telefono senza problemi, ditemi voi. Proceda così, dai. Andiamo avanti. Quindi parto io? Parta. No, guarda che ho un intervento lunghino a tenere in mano così. Comunque, vabbè, dai, proviamo. Allora, sono veramente contento che appunto oggi possiamo presentare anche a Vicenza i 2 volumi che il Consiglio regionale e la Giunta regionale hanno commissionato ai professori Agostini e Bertolissi nell'occasione dell'anniversario della nascita delle regioni. Assieme alla ristampa delle note di Eugenio Gatto, Come nacquero le regioni, prefatte dal dottor Bertolissi, questi testi costituiscono una testimonianza imprescindibile per comprendere l'evoluzione dell'Istituto regionale Veneto dalla nascita nel luglio del 70 sino ai giorni nostri, passando per quel referendum del 22 ottobre 2017 che nella speranza di molti avrebbe dovuto dare avvio a una nuova fase con il percorso autonomistico previsto dalla Costituzione italiana. Si dirà che quel processo è stato giustamente accantonato per fronteggiare la ben più dirompente e drammatica emergenza legata alla pandemia esplosa nell'anno scorso con oltre 125.000 vittime registrate in Italia. In verità il percorso previsto dall'articolo 116 della Costituzione si era dimostrato da subito, come del resto avevamo preventivato, a dir poco complicato e di certo osteggiato. I detrattori del regionalismo trovarono immediata sponda sia nel 1970, come spiegò Eugenio Gatti, ma ancor di più dopo il 2017 in ampi strati della burocrazia statale e in quel partito della spesa assistenzialista che attraversa la storia del nostro paese. Leggo dal Corriere della Sera. La verità è che la classe politica nazionale sa perfettamente che l'autentica autonomia di alcune importanti regioni la priverebbe della sua parte, di una gran parte della sua autorità. Esiste una nomenclatura politica, amministrativa, economica, sindacale per cui l'Italia deve restare una indivisibile. Per coloro che ne fanno parte non è soltanto una patria, è anche un grande collegio elettorale, un serbatoio di voti, un datore di lavoro, la ragione sociale del loro mestiere. La data di questo articolo, a firma di Sergio Romano, altro vicentino, se non altro di nascita e formazione scolastica e liceale, la data, dicevo, è quella del 25 luglio 1998 e nonostante siano trascorsi 23 anni, mantiene intatta tutta la sua valenza ancora oggi. È indiscutibile, e lo vediamo bene, che nello studio coordinato da Agostini, che la Regione Veneto ha accompagnato lo sviluppo di quella che era una terra che negli anni 60 aveva affrontato il passaggio da un'economia rurale al mondo industriale, recuperando allora solo in parte il divario col triangolo industriale del nord-ovest e che nei decenni successivi, dal 1970, anche grazie all'Istituto regionale, avrebbe conosciuto una crescita impressionante, imponendo il modello del policentrismo diffuso, lanciando con successo la vocazione ai rapporti internazionali della nostra economia e società. Da ultimo, in questi mesi di pandemia, il modello veneto ha retto non solo nel servizio sanitario gestito dalla Regione, con scelte spesso controcorrente prese con coraggio dal Presidente Zaia in piena autonomia, ma anche in quello economico, come dimostra la ricerca Data 4 Italy realizzata recentemente dal Politecnico di Milano e Ufficio Studi di Banca Intesa San Paolo. Come spiega Luca Romano, anche lui vicentino, a proposito di questo studio è emerso nel 2020 una singolare vitalità e dinamicità della pedemontana veneta, Vicenza, Alta Padovana, Treviso fino a comprendere Pordenone, combinata con l'Alto Adige e le realtà
e le realtà di tradizioni agroalimentari come Parma, Mantova e Verona. È in corso una sorta di rinascita dei distretti che sostituiscono le monoculture di prodotto con una straordinaria eterogeneità di filoni produttivi, tenuti insieme dalla coralità oltre che dalla specializzazione del comune sentire culturale chiosa. Luca Romano. Il modello veneto ha retto e ha riacceso i tradizionali come ha riacceso gli attori tradizionali come l'agilità della piccola impresa e la resilienza della proprietà familiare. Questo Veneto è nato 50 anni or sono ed è cresciuto assieme alla regione e i volumi che oggi approfondirete e presentate ne sono assolutamente la ricostruzione puntuale e precisa di quello che la regione ha accompagnato negli ultimi anni appunto nella nostra regione. Mi scuso per questo problema tecnico, vi auguro buon lavoro e veramente grazie alla Fondazione per questa attenzione e per questa, diciamo, spazio che dà appunto ai 50 anni della Regione Veneto. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie, grazie. Presidente Ciambetti, alla fine ce l'abbiamo fatta, è venuto bene, a tutti hanno sentito tutto e io ho apprezzato molto il suo intervento. Mi piace molto questo parallelismo tra la crescita della regione e la crescita dell'economia veneta, perché è proprio vero, le due cose sono avvenute insieme. E il nostro indipendentismo continua a essere un sentimento molto forte. A questo punto io passo la parola al consigliere regionale Giacomo Possamai, che è qui alla mia sinistra, se vuole mettere il microfono. Grazie. È quello lì, però aspetti, no, faccia così, che passo il mio, che facciamo un po'. Ecco. Aspetti perché qua deve sentire. Aspetti, no, bene. Ah, ecco. Grazie.
ringrazio innanzitutto e dirò due piccole parole per cercare di inquadrare rapidissimamente la problematica che tratteremo questa mattina. Sono passati più di 50 anni, come è stato detto ripetutamente, da quel momento, cioè da quel luglio 1970, che rappresenta un momento di importanza capitale nella storia della Repubblica. È l'anno dell'istituzione delle regioni, lunga distanza dall'entrata in vigore della nuova Costituzione. Ed è l'anno in cui comincia la stagione del federalismo, una stagione di decentramento, una stagione inizialmente di rinnovato interesse istituzionale che poi si svilupperà con alcune vicende nei decenni successivi. A distanza di 50 anni noi ci siamo ritrovati dentro recentemente una stagione difficile, talora drammatica, di pandemia. Una stagione che ha indubbiamente registrato e accentuato alcuni dei problemi del rapporto tra lo Stato e le regioni. Un rapporto che ha visto un alternarsi di accordi, di conflitti, di competenze, un vastissimo ricorso alla Corte Costituzionale, un rapporto che ha evidentemente segnato anche dei rincorsi oggi con un Parlamento che è spesso ridotto di decisioni precedenti, il nostro Paese, omologato dal mercato per molti decenni, si è riscoperto come un Paese delle distinzioni. E dello stesso territorio, servizi sanitari regionali come il nostro sono stati sottoposti con alterni risultati per affrontare una prova inedita per certi aspetti vitali come l'istruzione, ma se tutti hanno potuto cogliere, soprattutto in certe fasi, la necessità di rendere di misure statali unitarie per l'intero territorio nazionale, ovviamente conseguito negli ultimi mesi la necessità di un intervento massiccio dello Stato, ancor prima dell'Europa, a sostegno dell'economia, altrettanto è divenuto evidente come le situazioni siano diverse, come diverso sia stato il grado di rischio, come diversi siano stati i problemi nelle diverse del Paese. Quindi è emersa con chiarezza la diversità degli ambiti territoriali, sociali, che non solo sono istituzioni diverse, ma anche decisioni normative diversificate e mirate. Sono assoluta conferma, a mio avviso, di quanto sia giustificata e opportuna non solo l'autonomia amministrativa, ma un certo grado di autonomia regionale. È chiaro che, almeno a mio avviso, entrambe queste due forme di autonomia funzionano a patto che vi sia una logica strettamente collaborativa tra lo Stato e la regione. Invece in questi mesi, come è noto, abbiamo assistito al convivere di dinamiche di positiva collaborazione e concertazione istituzionale con dinamiche di competizione, di frammentazione istituzionale e quindi al convivere anche di prassi di disciplina mirata e responsabile e un atteggiamento invece caratterizzato dall'improvvisazione, da rapidi cambiamenti di posizione. In taluni momenti invece sarebbe stato grande bisogno condivisione, della massima solidarietà, l'azione di alcuni
regione fosse caratterizzata da una difesa senso competitivo, ma pensare all'illusione di creare tante repubbliche autonome, di preoccuparsi di garantire l'unità nazionale. Certo, in tutto questo non si va al di là di molte tematiche oggi che si pongono con maggiore urgenza, l'intenso lavoro che almeno a partire da una certa data, perché ricordo che tra marzo e maggio del 2020 si erano tenute soltanto un paio di della conferenza Stati-Regioni. Successivamente il lavoro è stato nettamente implementato ha consentito sicuramente di appianare la spinta in cui trovare consenso di misure specifiche. In questo modo la conferenza Stati-Regioni ha funzionato come un organo dialogo, di trasmissione, ma anche di acquisizione di consenso tra livelli diversi dell'elettorato. E come ben noto ci ha chiesto di collocare questa conferenza Stato-Regioni tra gli organi costituzionali. Io penso che, ma è un discorso che mi rendo conto, avere opinioni anche per loro molto diverse, io penso che la costituzionalizzazione della conferenza probabilmente una definizione più precisa e specifica degli ambiti potrebbe ottenere l'effetto di irrigidire le nazioni, quindi come dire, in parte compromettere anche una certa flessibilità che può essere una garanzia di successo. Quello che è certo, e dico questo dopo, sperando che la stagione delle pandemie sia in qualche modo in larghissima misura alle nostre spalle, ed è un discorso certamente non nuovo che è ritornato anche in alcuni dei passaggi dei saluti che hanno preceduto, gli strumenti della collaborazione del rapporto tra Stati e Regioni devono essere riorganizzati. È la nota tematica ben conosciuta da tutti dell'applicazione dell'articolo 116 della nostra Costituzione sull'autonomia differenziata, ma direi che non è soltanto questo l'aspetto che viene in gioco, perché oggi per guardare al futuro ogni discorso su questa materia va inquadrato in una prospettiva europea più ampia, una prospettiva cioè nella quale i rapporti interni tra Stato e Regioni vengono ridefiniti alla luce anche di una ridefinizione del progetto europeo che ci coinvolge tutti e che con questo periodo sta effettivamente dimostrando è di vitale importanza per l'economia di molti paesi. Tutto questo per dire che probabilmente per affrontare o riaffrontare tematiche di questo respiro, di questa ampiezza, di ieri, ma anche di oggi e anche di domani, vengono particolarmente opportuni, particolarmente tempestivi questi 3 volumi per la storia della regione Veneto 1970-1920, che oggi finalmente, diciamo, dopo anni così guatti dalla pandemia, siamo in grado di presentare e che situazione e che sono 3 volumi che sono stati chiaramente, lo si vede dall'impianto, lo si vede dagli indici, lo si vede dai autori che sono stati chiamati sia a curarli sia a collaborare, sono stati concepiti unitariamente per celebrare, direi che da subito dato atto che l'approccio, è giusto sottolineare che l'approccio non è un approccio
approccio documentale, è un prescelto ed è un approccio che consente di, come dire, a 50 anni dall'istituzione della regione, di celebrare in modo comunitario, ma in modo anche interdisciplinare, la narrazione storica con il piano politico-costituzionale, con il piano economico-sociale, con il piano culturale. È quello che caratterizza questo volume, quindi un impianto squisitamente pluridisciplinare dell'Europa, che ha preso di ricostruire molto efficacemente lo scenario complessivo in cui la regione si è trovata e non solo nella regione Veneto, ma diciamo più ampiamente sullo sfondo l'intero paese. E consente anche questa indagine di in qualche modo ricostruire, di mettere in evidenza gli accelerati cambiamenti che sono avvenuti in questo cinquantennio, e con una grandissima crescita economica, dall'antica compattezza sociale, compattezza ideologica, compattezza religiosa, culturale, si è venuto via via diversificando e pluralizzando sia nei tipi di vita, sia nei comportamenti, sia nei valori di riferimento. E bisogna anche dire, come viene riconosciuto da diversi degli autori che collaborano con questi volumi, che molte tracce del passato sono state scardinate da una serie di fattori, primo forse tra i quali quello dell'omologazione dei consumi dettata dalla. Inoltre un'altra dialettica che si è vista all'opera in questi anni è quella della logica individualistica, però posto con un forte tessuto di solidarietà sociale e civica. Ci si può chiedere, lo fa Alberto Agostini nella sua introduzione al volume, primo volume, quello di 50 anni di storia, curato da Alberto Agostini, se il Veneto, pur certamente, come è stato detto anche poco fa, caratterizzato da un forte, profondo senso identitario, che non ha molti uguali in altre regioni d'Italia, sia però ancora stabilmente unitario, compatto, o se non sia invece, se lo chiede esplicitamente Filiberto Agostini, un insieme di ambienti e di situazioni al profilo disegnare. Ovviamente sono tutti temi impegnativi, i temi nevralgici che le regioni, in particolare la regione del Veneto, hanno dovuto affrontare in questi 50 anni, che ovviamente questo tipo di preoccupazioni non possiamo né esaurire né tantomeno risolvere, ma io sono certo che i contributi che sono stati previsti per questa macchinata di presentazione offriranno a loro volta contributi stessi per un approccio che sia più informato e comprensivo, più ampio a questa modale e
vissuto, ma anche a quella che si apre per i prossimi 50 anni della vita. Grazie per l'incanto. Interverrà secondo di questi volumi ci conosciamo. Il volume, così di dire qualcosa a proposito dell'anno di grazia 2021, delle condizioni in cui ci troviamo in rapporto a quello che è stata la storia del regionalismo, le relative vicende e naturalmente i 50 anni del regionalismo del Veneto. Tutto naturalmente in pillola. Io ricorderei innanzitutto dei fatti. Quando c'è stata la ricorrenza, la data 50ª della prima riunione dei consigli regionali per il loro insediamento, ho fatto un riscontro. Chi è che se ne è accorto? C'è stato un intervento sintetico, poco più di un comunicato, del Presidente della Repubblica. Nessuna altra istituzione ha detto niente, nel senso che il Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti i deputati, i senatori, tutto quello che volete, e i grandi giornalisti che non perdono mai le occasioni che ci parlano, nessuno ha parlato di nulla. Soltanto sul Mattino di Padova e gli altri quotidiani collegati sono comparsi 2 contributi di Checco Ioria e del sottoscritto. Può darsi che su qualche giornale regionale, provinciale d'Italia, ecco, ci fosse una qualche menzione, ma a partire dal Corriere, la Repubblica, il Sole 24 Ore, la Stampa e compagnia bella, questi 50 anni sono stati 50 anni di silenzio assoluto. Adesso il mio commento: siamo di fronte a degli ignoranti, non di gente che ha sottovalutato, che no, non sanno neanche di esistere. Loro vivono il tempo presente, quindi tutto è presente e questa è la controprova. Desidero anche aggiungere questo, perché guardate, sono dati importanti, perché io vado in fretta, ma vi voglio dire perché respiro l'aria, visto che è stato ricordato anche l'articolo 116 terzo comma della Costituzione del professor Zaccaria un istante fa, cioè il problema dell'autonomia differenziata. Questi 2 volumi rappresentano un unicum, perché si è scordata anche conferenza delle regioni, sì, la conferenza delle regioni, cioè le regioni nel loro insieme, quindi la missione. Pure loro hanno toppato e hanno dopo, si sono messi, diciamo così, alla rincorsa e hanno mandato qualche dispaccio, non so cosa abbiano raccolto, ma è fuori discussione che arrivi quando ormai le pietanze sono finite, non resta più niente, forse un poco di grigio, perché non puoi recuperare su un errore clamoroso, cioè tu vivi privo di memoria e pensi di essere unico. C'è la ruota, ho inventato la ruota. Voglio aggiungere una terza cosa. Noi, e penso di poterlo dire, anzi eventualmente mi smentirà lui, ma per quello che mi riguarda, abbiamo scomposto questo volume in libertà assoluta, che significa
non è stata cambiata neanche una virgola a quello che ciascuno ha voluto scrivere. E molto probabilmente questo dato, che io posso testimoniare nella durata di 50 anni, perché frequentavo il secondo anno di giurisprudenza, anno accademico 1969-1970. Il professor Paladin, primo anno, era arrivato da Trieste, insegnava diritto costituzionale e ha attivato l'insegnamento complementare, allora si ricordi Beppe, di diritto regionale. Ha cominciato a raccogliere, a scrivere le sue lezioni e poi ha, dopo qualche anno, dato alle stampe il manuale di diritto regionale che rimane tuttora insuperato, come il suo volume di diritto costituzionale che era adottato praticamente da tutte le università. Quello che è drammatico in questo paese è che non riesce a recuperare nulla di ciò che c'è stato nella nostra esperienza, non voglio dire di grande, diciamo positivo, perché le regioni nel 1970 non sono state messe in piedi da 4 settimane, perché se ci sono voluti 20 anni dall'entrata in vigore della Costituzione per farlo, non si può risolvere il problema solo dicendo che i contrari l'hanno avuta vinta. C'erano dei problemi e quindi bisogna affrontare con serietà le questioni. Sono maturate le condizioni, si è formato, voi sapete, il centro-sinistra. C'è stato il tempo della programmazione, vi ricordate la legge addirittura di approvazione del primo programma, che sarà stato un libro dei sogni, non importa, ma si sono sforzati di ripensare fin dalle fondamenta il paese. Cito un nome, Giorgio Ruffolo, perché così ci ritroviamo tutti. Se noi evochiamo questi nomi e gli chiediamo ma a qualcuno, penso che nessuno sappia chi è, che cosa hanno fatto, quantomeno che cosa, se non sono riusciti a fare, hanno desiderato di fare. E le regioni sono partite subito con degli intoppi, perché io vi do la mia chiave di lettura, che non è solo la mia. Il problema nell'ammodernamento del paese, ormai dopo 50 anni qualcosa credo di aver capito, non è la politica, è la burocrazia. È la burocrazia ministeriale che ha ipotecato il paese. Leggetevi per favore il libro uscito, che è di un anonimo, cioè è un capo di gabinetto. Il potere sono io. Leggete. E io che ho insegnato fino all'altro giorno diritto costituzionale mi imbatto in un pezzetto così che dice: chi diventa ministro deve almeno contattare un paio di giudici costituzionali. Deve andare a baciare il piede, eccetera, al Presidente del Consiglio di Stato. Deve andare dal Presidente della Corte dei Conti e anche dall'Avvocato Generale dello Stato. Sapete perché? Perché non si sa mai domani come ministro se ha bisogno di un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, magari non glielo fanno, oppure glielo fanno. Oh, 50 anni di diritto costituzionale. Ma è questo il paese. Perché io ho sperimentato in questi ultimi anni, facendo parte di commissioni che riguardano l'autonomia, oppure la riforma del testo unico, la politica conta zero, assolutamente zero. Non c'è l'indirizzo, secondo, ai capi di gabinetto, ai funzionari, non gli importa assolutamente niente di che cosa si fa. E gli stessi elaborati di coloro che si offrono volontari per farli non vengono neanche presi in considerazione. Non faccio il nome di un illustre professore di diritto amministrativo della Sapienza che si è incavolato dicendo: ma come, noi abbiamo scritto queste cose, viene fuori tutt'altro. Tanto perché si sappia come stanno le cose, perché altrimenti parliamo di ciò che non esiste e difatti ci lasciano parlare, grazie a Dio. Allora, dice: ma questo cosa c'entra? Credo di avervi già fatto un collegamento tra il 1970 e il 2021. Sì, perché voi non è che siete nati ieri, le cose le conoscete perché siete stati ai vertici delle regioni, una esperienza straordinaria e quindi immediatamente credo che non solo percepite quello che io ho detto, ma siete in grado di offrire, credo, una serie di testimonianze infinite. Ma io penso che rispetto al passato, alla cosiddetta prima Repubblica, dove la e anzi, oggi noi siamo arrivati al punto in cui veramente non esiste alcuna possibilità di superamento
di questi ostacoli. Dopo vi dirò un cenno finale a breve a proposito della Corte Costituzionale. Ora, voi sapete che ci sono stati dei momenti, il 70, il 75-77 col DPR 616, ecco, e dopo sapete che c'è stata la stagione 97-98. Però basta soltanto considerare il 1977, il decreto 616 passa, sia pure alterato rispetto a quello che aveva proposto la Commissione Giannini. Dopodiché, una volta, dopo aver dato l'assetto, definito le materie, cercato di fissare i principi, cercato di evitare i contenziosi, perché quando si dice che c'è questo grande contenzioso Stato-Regione, è perché lo Stato, prima di tutto, non ha mai fatto, prima, in base alla vigenza del testo originario, le leggi cornice. Secondo, non è attuato quello che la riforma del 2001 comunque implicava, e avrebbe cioè dovuto fissare i confini con delle leggi di carattere generale in modo tale da non mettere continuamente di fronte all'incertezza le regioni e, se vuoi, dall'altra parte lo Stato. Lo Stato che poi sapete non è il Consiglio dei Ministri delibera impugnativa dal punto di vista formale, è un singolo funzionario che in realtà, perché lui ha in testa una qualche usurpazione di un suo privilegio, oppure magari una lesione perché c'è, ma normalmente non è così, manda una minuta che diventa dopo la base della delibera per l'impugnativa. Quindi questo è il dato di fatto. Ma voi volete riformare il paese con questi sistemi? Quando c'è Policarpo dei Tappeti ufficiale di scrittura, quello che in realtà conduce la danza. È drammatico, ma è così. Allora, quando mi si è chiesto, ecco qua in particolare la tresca l'ho avuta con Roberto Valente, cosa facciamo per la parte? È indecenza. Allora, è vero, abbiamo ragionato insieme e abbiamo pensato di fare che cosa? Non di perderci dentro i meandri di queste mediocri cose che hanno caratterizzato il passato e soprattutto caratterizzano il futuro. Abbiamo pensato, ma noi qui abbiamo avuto il Veneto ed è da questo punto di vista un dato di assoluta originalità. Io dico, lo dico da friulano ormai trapiantato qui, quando si parla non ti capiscono. E non ti capiscono perché? Perché qui oggi ci sono 2 volumi fatti, dall'altra parte non si è fatto niente. Solo per citare, avete capito, delle cose che sono elementi che provano quello che vi dico. Non è che, ma forse sì, ci ho pensato. No, c'è chi l'ha fatto e l'ha sentito un impulso assoluto, perché ha sentito il bisogno di mettere ordine, è vero, in un patrimonio che si stava disperdendo, perché i documenti, le cose, le carte che voi avete fatto, dico, e che avevate lasciato, potevano anche poi andarsene, ecco, nel dimenticatoio. E abbiamo cercato, e poi io dico, ci pensiamo, ci siamo ritrovati, dico, senti, dico, noi abbiamo avuto qua i migliori in assoluto che hanno insegnato, o che sono nati nel Veneto, tra l'altro, e hanno magari, come Umberto Potorci, che abitava qui in via Salvi numero 5, ha insegnato all'Università di Pavia, all'Università di Milano, quindi è stato allievo di Feliciano Benvenuti, tra l'altro, no? E così tutti gli altri hanno costoro dato il meglio di sé e prodotto il meglio di ciò che il pensiero non solo giuridico, sensibilità istituzionale ha consentito loro di fare, per cui sono considerati tuttora nell'ambito delle loro discipline e poi specificamente nell'ambito del diritto regionale dei maestri, c'è da fare. Cito per primo il mio, Livio Paladino, non si discute, insuperato, che adesso non so chi vuole superarlo, adesso saranno dei volenterosi, ma la vedo brutta, perché bisognava essere lui, avere la sua testa, essere mitteleuropeo, essere un lord, come ha detto e scritto Leopoldo Elia. Ma poi c'è stata la scuola appunto di Feliciano Benvenuti, uno dei maggiori giuspubblicisti e non soltanto tale, uomo di una intelligenza assolutamente straordinaria. E quindi Umberto Potocci, Giorgio Berti, che era originario di Rovigo, uno, pure lui, dei più autorevoli pensatori, se non altro per quello che gli ha dedicato in un saggio particolare Paolo Grossi, no? Nella nobiltà del diritto. Giorgio Pastori, che era milanese, ma che ha insegnato all'Università di Padova, allievo, pure lui, di Feliciano Benvenuti. Ma poi abbiamo anche
tirato fuori la figura di Silvio Trentin. Silvio Trentin non aspetta, va bene, non so quando, supponiamo che arrivi la Repubblica, per rettificare qualche scritto sulla razza, tanto per dire che poteva essergli scappato. Se ne va via dall'Italia, lui era professore ordinario a Venezia. Essere ordinari a quel tempo significava che eri professore che ti contavano sulle dita di una mano. E lui nel 1924, se non ricordo male la data, vende tutto quello che è qui e se ne va in Francia. Si avvia un'avventura così, nel senso che compra, mette in piedi un po' un'attività agricola, poi non gli va bene e finisce per fare il tipografo e il libraio. E scrive cose straordinarie. È il padre di Bruno Trentin, tra l'altro. Ecco, tornato nel 43-44, dopo è morto ma comunque, se voi leggete oggi quello che Silvio Trentin ha scritto, trovate dentro delle cose immense, un respiro straordinario nella considerazione dei problemi e nella risoluzione del conflitto tra la persona e il potere che lui fa passare sul piano istituzionale attraverso la realizzazione di un sistema articolato di autonomia, che sono i corpi intermedi. Lui tra l'altro ha scritto poi federare e liberare, via dicendo. Bene, le persone che noi abbiamo voluto ricordare, e la richiesta di scrivere l'abbiamo fatto a professori che hanno insegnato all'Università di Padova, che quindi conoscono, che hanno avuto contatti con la Regione Veneto, che comunque l'hanno conosciuta, per non parlare in senso assolutamente generico, e poi Giancandido De Martin, che però è sempre allievo di Bachelet, ha insegnato sempre alla LUIS, ma che è originario di Padova, è presidente della magnifica comunità cadorina per brevissimo tempo, e via di questo passo. Cioè abbiamo chiesto a gente che aveva una conoscenza diretta di queste persone, della loro capacità di riflessione e del loro magistero. Da questo punto di vista, allora, io penso che il volume che ho curato io e quello di Filiberto abbiano il merito, ma comunque il mio, di dire un istante, fermiamoci e cerchiamo di dare, come ci siamo riusciti a vedere il meglio. E proprio per evitare di suonare la viola a qualcuno, e credo che avremmo tra l'altro messo in imbarazzo eventualmente persone che fossero destinatarie di non so quali tipi di elogi, di riconoscenze, che poi si finiscono per essere banali. Abbiamo pensato appunto di dare evidenza alle idee appiccicate, se mi consentite questo, comunque abbinate alle persone che le hanno manifestate e che stanno dentro i libri, che stanno dentro le biblioteche e che tuttora sono strumento per formare una grande cultura istituzionale. Guardate, questa roba qua non passa, non c'è niente. Io ho partecipato a non so quanti incontri, discussioni, dibattiti. Sono costretto sempre nelle università, fuori, naturalmente sto parlando di fuori dalla regione del Veneto, e sono costretto ogni volta a dire: ma guardate che voi partite da premesse che sono assolutamente errate, non sono questi i fatti, voi li ignorate totalmente, voi che non avete nessuna tradizione dal punto di vista dell'autonomia e del pluralismo, perché vi è indifferente, siete strutturalmente giacobini, cioè avete l'idea di unità e indivisibilità, non potete riuscire a capire che cosa significa, appunto significa il principio della differenziazione in una società che è estremamente articolata, che è uguale il senso del Veneto, la parte, sì, quello che è stato detto prima, tra l'altro, da Giacomo Possamai, ricordando la presenza della terza bandiera, no? Che non si trova in altre regioni. Io parlo del mio Friuli, non c'è la bandiera, non ce l'abbiamo, in fondo. Dovremmo essere quello della piccola patria, del patriarcato di Aquileia, ma no. E c'è qui, ci sarà una cavolo di ragione. Quando vi è capitato di andare davanti alla Corte Costituzionale perché hanno fatto una legge sulla storia della bandiera, è chiaro che era persa, no?
Cosa volete che... Perché? Perché sui palazzi, notate l'ironia della sorte, i palazzi che sono di proprietà o sede di uffici statali hanno due bandiere. La bandiera, quella nazionale, bandiera d'Italia, appunto, il tricolore e la bandiera europea. Mentre sui palazzi dove c'è la regione ce ne sono tre. E allora io dico, come dico? Nel tutto, che è lo Stato, c'è una parte e nella parte c'è il tutto. Risolvete questa contraddizione. E avevo notato questo, ma dico, sentite, voi lo so già qual è la soluzione, che cosa pensate, ma il palazzo della prefettura è messo dov'è collocato? Chi serve? Non serve i cittadini di quel luogo. E allora posso immaginare che ci sia una sorta di servitù, di diritto di servitù, per destinazione del buon padre di famiglia. Nel momento in cui tu colloli questo manufatto, per definizione, quella collettività in fondo ha maturato il diritto di trovarsi identificata in un simbolo. Hai paura dei simboli, ma dato che sono dei ragionieri, va bene, anche se è Corte Costituzionale, sono dei ragionieri, non mi porta assolutamente niente, che non ce la fanno. Non ce la fanno entrare in una dimensione culturale e nella percezione di quanto è bella la diversità che cerca di fondersi e che non deve mai fondersi, perché se si fonde abbiamo finito di lavorare, avete capito? È noia. Arrivo alla fine delle mie questioni, perché non voglio, avrò già sforato, ma vedete che parlo comunque con passione. Qual è il destino dell'autonomia differenziata? Non voglio qual è il destino. Io mi auguro che sia felice, che si possa riavviare, ma è difficile riuscire, come ripeto, a far capire che c'è una richiesta in nome di una tradizione risalente alla notte dei tempi, e questo non ha niente a che fare con la rottura degli equilibri propri delle istituzioni. La prova provata durante la pandemia, la Regione Veneto non ha posto un problema, neanche minimale allo Stato, perché tutto si è svolto all'interno, valorizzando il principio, in sostanza, della leale collaborazione. Questo, non ci sono stati ricorsi impugnativi. Quello che si è discusso riguarda vicende precedenti, ma io ve ne voglio indicare una perché adesso mi basta dirvi quello che vi ho detto. L'altro giorno è uscita una sentenza, 2 o 3 giorni fa, la sentenza numero 108 del 2021, e vi dico che cosa riguarda. Voi avete presente, questo per dire che è lo Stato che discrimina, che è lo Stato che è impreparato. Voi sapete che febbraio-marzo del 2020 c'è stata la diffusione, diciamo pure accompagnata anche dal panico, perché era tutto imprevisto, di Covid-19. È arrivata, le prime chiusure, e sapete che come si dice, c'è stato che se n'è andata il creatore, nel senso che è morta proprio per la contaminazione alle cellule. Diventa zona rossa, vi ricordate? Ecco, zona rossa vuol dire che arrivano i carabinieri, guardia di finanza, l'esercito, voi non uscite, state dentro, siete agli arresti domiciliari. Tutte le attività economiche e sociali cessano. Capita anche in comuni, soprattutto della Lombardia, del Bergamasco, in qualche altro comune, va bene, dell'Emilia Romagna, del Piemonte. Il governo fa un decreto legge ad aprile, con il quale stanzia 200 milioni di euro da attribuire ai comuni che sono stati inclusi delle zone rosse nel periodo indicato. Lascio stare. Bene. Il decreto legge che viene approvato nella versione licenziata dal Consiglio dei Ministri comprende anche le province di Padova, Treviso e Venezia. Va in gazzetta con quel testo. Dopo qualche giorno compare un avviso di rettifica che toglie le province di Padova, Treviso e Venezia.
Chi le ha tolte? Non il governo. Non si sa. Sarà stato lo studio. Non sto scherzando. Ho appena perso la causa, conflitto di attribuzioni e 2 questioni di legittimità costituzionale, perché evidentemente qui c'è stata una discriminazione assoluta, no? Tra coloro che si trovano nelle medesime condizioni, alcuni usufruiscono, altri che vengono tolti di mezzo non dal governo ma in questo modo. Bene. La Corte Costituzionale, è questo che io vi voglio dire, che è il sintomo dell'aria che tira. Che cosa è che fa per dare torto? Romano, non entra nel merito, no? Cioè non può affrontare il merito. Allora deve dichiarare inammissibile il ricorso. Allora si inventa che non abbiamo dimostrato che c'è stata la famosa ridondanza sulle funzioni. Ma notate bene che la prima cosa che abbiamo fatto, per quello che voglio chiudere in questo modo, per dirvi qual è il grado di devastazione del nostro sistema, che passa attraverso vicende come questa che riguarda il rapporto Stato-Regioni. Pur di non dar ragione, addirittura io sapete che cosa faccio nella Corte? Questo. Solleviamo il conflitto di attribuzioni perché l'avviso di rettifica non può modificare la legge, può modificare, correggere un errore materiale che deve essere nelle carte, no? Hai scritto Paolo e invece bisognava scrivere Pietro. Bene? Ecco. La Corte non affronta questo problema, o meglio, glielo mettiamo davanti, guardate che la modifica non esiste, perché non ha deliberato il governo. Bene, dice questo con una motivazione suicida. Il conflitto, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, perché se entra nel merito deve darci ragione. Ma io non ti voglio dare ragione, perché deve avere ragione lo Stato. Questa Corte, tuttavia, non può non rilevare le conseguenze che possono aversi sul sistema delle fonti ove non venga rispettato il confine tra le correzioni di errori materiali e le modifiche normative vere e proprie, normativa vera e propria, le quali devono essere operate ovviamente, voglia dico io, ovviamente si capisce, seguendo in modo rigoroso le forme che l'ordinamento costituzionale prescrive. Io credo che qui non ci siano precedenti, perché se io fossi stato uno dei 15 giudici e avessi letto sto pezzo, dico al relatore, ma tu sei diventato matto? Ma vuoi scrivere sta roba qua? Facciamo finta, va bene, che non sia capitato niente e non diciamo nulla. No, dice che quella modifica, quella eliminazione è stata fatta in un modo che non ha nessun rapporto con la distribuzione del potere normativo. Oh, e chi è che ha allora prodotto la norma giuridica che oggi regola questo rapporto? È un fatto, si dovrebbe dire giuridico. E questo è servito a fare che cosa? A dichiarare tutto inammissibile. Allora, questo è il clima, tanto per sapere. Questo è lo Stato e qui chiudo dicendo un'altra cosa, alla quale perché ha fatto riferimento a questo problema e se ne fa continuamente il professor Zaccaria e concordo perfettamente con quello che lui diceva. Ma voi sapete che si dice, no, ogni regione va per conto suo. Proviamo a entrare nell'ordinamento militare. Non avete mai letto di contrasti tra lo Stato Maggiore e il comandante di uno che è in zona operativa dove fischiano le pallottole e arrivano le bombe? Ma mai letto? Eppure siamo dentro un sistema militare. Eppure voi vedete che è tutto fatto in funzione di una polemica. Vi ricordate il problema dell'ordine delle vaccinazioni? Chi è che ha impedito allo Stato di dire? Prima questo, poi questo, poi questo, poi questo. Ma se invece si raccomanda, si sollecita, si preferisce, si esorta, sì, questo non significa comandare. Fa parte del DNA di questa Repubblica. Non si sa comandare, perché nessuno vuole assumersi la responsabilità, vuole cioè tenere per sé il commodus di scelta. La mia puntuale, precisa ricostruzione, ecco, per le cose che vedo, e allora concludo dicendo, se voglio ossigenarmi, prendo in mano i 2 volumi, guardo anche le foto che ci sono, e comincio da lì a risalire, perché se ancora la regione non è crollata,
tanto per dire. Vuol dire che quelli che l'hanno costruita bene, perché il problema è che le fondamenta tengono. Chiunque sia, nel rapporto maggioranza-opposizione. Tra l'altro, qui nulla è venuto fuori mai di ciò che ha riguardato le dinamiche delle varie parti, perché lo sguardo è stato sempre concentrato sulla regione come istituzione, e la regione è stata pensata come volevano i costituenti e come hanno voluto quelli che le hanno istituite nel 1970, e cioè pensate alle regioni per la riforma dello Stato. Questo era lo slogan che definiva in modo millimetrico il senso di questa istituzione. Io ho finito e vi ringrazio dell'attenzione, mi scuso se ho ecceduto, però non sono ancora riuscito a perdere l'entusiasmo per i valori sottostanti, che prescindono da me, prescindono da voi, scusate se posso dire, e che si intestano a una collettività operosa, della quale bisogna occuparsi. Questo intervento sicuramente, come sempre, appassionato e caratterizzato, diciamolo pure, da un certo pessimismo di fondo che, come dire, sia pure ampiamente motivato dai fatti, direi anzi estratto dai fatti, per parafrasare il titolo del volume da te facilmente, come dire, negabili. Ecco, io in tutto non condivido, anche perché ritengo che almeno in parte, sia all'interno della Corte Costituzionale, sia all'interno di alcune commissioni ministeriali, ci siano ancora elementi di serietà che hanno poi consentito anche un certo tipo di sviluppo. Ma questo giudizio può dipendere anche dalla diversità delle nostre esperienze professionali e di vita da questo punto di vista. Pessimismo che comunque emerge da una attenzione alla cultura che è stata ben illustrata ed evidenziata. E ha fatto bene, credo, Mario, a richiamare l'attenzione sull'importanza di personalità che hanno studiato a fondo il sistema italiano delle autonomie e quindi che hanno dato un contributo davvero positivo e teorico alla costruzione di questo edificio. Sì, anche, l'ha fatto rapidamente, ma voglio riprenderlo, prima di dare la parola a Filiberto Agostini, proprio della bontà del lavoro di ricostruzione documentale che è stato compiuto proprio nel volume curato dall'Alità della teoria regionalistica, sono nel volume curato da Mario, delle personalità che hanno, diciamo, rappresentato nelle 10 legislature l'istituzione regione, e che è un lavoro preziosissimo che rischiava di andare perduto anche da un punto di vista documentale. La parola a Filiberto Agostini dell'Università di Padova. Io mi concentro nell'analisi del contenuto del volume che ho curato, il primo volume di 50 anni di storia, una storia appunto lungo 50 anni. Anzitutto desidero notare che è stato un lavoro impegnativo, ma anche esaltante, cioè il lavoro di organizzare un volume con un approccio interdisciplinare, in prospettiva storica, che si è concluso grazie alla collaborazione di studiosi, di ricercatori, di colleghi dalla diversa sensibilità e provenienza culturale, sempre in un clima di grande libertà.
E con questo volume siamo approdati a una riflessione complessiva, a una sorta di bilancio non solo dell'esperienza istituzionale, ma anche di rapporti che sono essenziali, ineludibili, fra l'ente regionale e il tessuto socio-territoriale comunitario. La storia dell'istituzione regionale è parte integrante, imprescindibile di quella del Veneto contemporaneo, almeno dal 1970 in poi, che è una realtà, come sappiamo e come abbiamo sperimentato talvolta personalmente, complessa e molto articolata. Abbiamo portato a compimento un'operazione di indubbio rilievo scientifico, almeno a me pare, mettendo a disposizione delle istituzioni e dei veneti la memoria della loro regione. La storia quindi anche di un modello di amministrazione. Però per ricostruire questo rapporto è stato necessario, sotto il profilo metodologico, allestire piste di ricerca che risalgono a prima del 1970, direi a cominciare almeno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il volume, dobbiamo pur dire, non ha i tratti accademici o i tecnicismi peculiari dell'analisi specialistica, ma intende qualificarsi con i caratteri dell'alta divulgazione e della promozione culturale. Questo è stato l'obiettivo primario che abbiamo concordato sin dall'inizio di questo lavoro impegnativo. L'indice generale, qui nel volume riportato, con titoli e nomi, è di per sé stesso esplicativo dell'ampiezza e della varietà delle tematiche che sono trattate, che sono proposte, con eventi memorabili, con cesure impreviste e con passaggi cruciali in questi 50 anni. È in realtà un'indagine storica pluridisciplinare dello specifico regionale veneto entro il quadro generale della storia d'Italia. Abbiamo sempre tenuto presente la cornice perché non sia una storia localistica, ecco, entro la cornice dei grandi problemi del nostro paese. E quindi la narrazione che noi abbiamo condotto vuole contribuire a una migliore conoscenza, che non intende certo essere esaustiva, è il punto di partenza per certi aspetti del Veneto contemporaneo. Questa pubblicazione, dal punto di vista strettamente editoriale, è divisa in 3 parti. Questo per aiutare anche la lettura di coloro che desiderassero accostarsi a questo tema. Nella prima parte, che è intitolata Prolusioni, di natura introduttiva, direi quasi propedeutica, sono trattati i grandi temi concernenti la politica, concernenti le istituzioni, la demografia, ad esempio, che talvolta viene trascurata, ma che è fondamentale per capire anche le dinamiche di questa regione, che ha conosciuto la fase dell'emigrazione e dalla fine degli anni 60 un processo, un flusso immigratorio. Ma poi abbiamo puntualizzato anche le questioni relative all'economia. Insomma, cosa avviene in questo mezzo secolo? Quali sono le dinamiche nuove? Quali sono le dinamiche vecchie che tendono a scomparire? Perché dobbiamo ricordare che abbiamo vissuto dei fenomeni estremamente importanti, lo shock petrolifero, ad esempio, per citarne solo uno. Ecco, e quindi è uno scenario complessivo nel cui ambito si sono trovati ad operare gli organismi regionali e le persone che fanno parte di questa istituzione. Ecco quindi che in forma molto sintetica, nella prima parte ho cercato di analizzare personalmente una regione prima della regione. Com'era il territorio regionale, com'era la popolazione, la situazione sociale prima della regione con la lettera maiuscola, cioè prima del 1970, e quali sono negli anni, fine anni 40, 50 e 60 i prodromi poi dell'autonomia. Ecco quindi che poi anche innestandosi su questo quadro
è stata approfondita anche la questione della dinamica complessiva. Siamo verso i 5 milioni di abitanti, ma quali sono le dinamiche che riguardano le famiglie, le nascite, le morti? Ecco, qui insomma c'è un saggio molto interessante. E poi anche la struttura della popolazione per età, questo è uno dei temi che sollecita non solo i demografi storici, economici, ma sollecita, direi più in generale, anche la politica. Ma poi dobbiamo ricordare che siamo nei tempi del decollo dei distretti industriali, con naturalmente queste propensioni nuove e con queste caratterizzazioni che sono davvero peculiari. E poi anche i diritti sociali, il terzo settore del Veneto. È una storia interessante questa di inclusione, questa straordinaria capacità delle istituzioni, ma direi anche proprio della popolazione veneta, di includere. Ci sono migliaia di associazioni di volontariato. Ecco, questo ci riporta alla questione che tutti ricordiamo l'anno scorso, quando Padova è stata proclamata città del volontariato. Ecco, e quindi sono temi che sono trattati in questo volume. Nella seconda parte, ecco, la seconda parte del volume è una parte che definirei prosopografica, vale a dire con fatica e con l'aiuto degli uffici, con l'aiuto del segretario generale del Consiglio e di altre persone, abbiamo, come dire, ricostruito legislatura dopo legislatura il quadro di tutti come dire, i consiglieri regionali, gli assessori regionali, i presidenti, con date di dimissioni, con date di incarico, le surroghe, i decessi. È stato un lavoro impegnativo, abbiamo impegnato tante risorse per essere precisi in questo quadro così minuzioso, ma accanto ai nomi dei consiglieri, degli assessori, dei presidenti, ma anche dei segretari di giunta e di consiglio, abbiamo voluto per ogni legislatura inserire in modo particolare un commento di una legge. Ogni legislatura ha la sua legge. È una scelta, ovviamente, è una selezione, può essere considerato tutto questo anche arbitrario, però abbiamo percorso questa via e ogni legge ha un commento che ci aiuta a penetrare nel clima, al di là del testo di legge, ci aiuta a ricostruire il quadro, a citare delle persone, il ruolo che hanno avuto in un determinato contesto storico. Ne cito soltanto alcune. Per la seconda legislatura abbiamo scelto la legge del 2 febbraio 79, approvazione del programma regionale di sviluppo. E a ogni legge abbiamo dato anche un motto. A questa legge abbiamo scelto regione e progettazione sociale nella promozione dello sviluppo. Ma per essere brevi ne cito soltanto un'altra, la legge del 25 ottobre del 16, istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta, denominato Azienda per il governo della sanità della regione del Veneto, Azienda Zero. Ecco, e qui come motto abbiamo scelto governare la sanità per assicurare la salute. È chiaro che una scelta selettiva non è stata facile, ma noi abbiamo considerato questi testi emblematici, caratteristici di quel particolare periodo storico. E la terza parte, accelero per giungere alla conclusione in questa sintetica narrazione del primo volume, la terza parte l'abbiamo chiamata lessico. Abbiamo scelto una decina di parole chiave che individuano nicchie tematiche che a nostro parere sono davvero importanti. Sono tessere di un mosaico che nella narrazione complessiva ci aiuta a capire la realtà veneta.
Una serie dunque di parole chiave che individuano in modo diretto tematiche di particolare significato, idee, concetti, azioni in relazione alla realtà veneta. Le cito perché hanno lavorato parecchie persone su questi testi. Agricoltura, siamo andati in ordine alfabetico, agricoltura di Andrea Povellato, che è qui presente. Un'altra tessera riguarda bellezza e paesaggi, Elena Svaldus, identità veneta, Ulderico Bernardi, che è mancato qualche mese fa, pace, diritti umani, Marco Mascia, parità di genere, Lorenza Perini, politiche culturali, Flavio Rodighiero, religione, Enzo Pace, sanità, Michelangelo Salemi, Veneti nel mondo, Giampaolo Romanato. Ecco, quindi questa tripartizione del volume non è un elemento di debolezza, ma è un elemento in realtà che ci consente di distinguere e ci consente nello stesso tempo di approfondire aspetti specifici. Siamo riusciti in questa operazione. Beh, io credo che comunque questo volume costituisca un prodotto davvero significativo e originale, ecco, permettetemi di essere un po' presuntuoso, originale nel quadro della produzione di questi ultimi anni sulla regione. L'archivio della regione custodisce una documentazione straordinariamente vasta che può essere utilizzata, già è stata utilizzata anche da giovani studenti, anche laureandi, per approfondire temi specifici. Le politiche regionali sono davvero articolate, sono davvero complesse e a mio parere, partendo da questi due volumi, c'è la possibilità di sondare ulteriormente. Permettetemi di aggiungere anche qualche parola sul terzo volume che consideriamo in questa mattinata. È un volume dedicato ad Angelo Tomelleri, che è il primo presidente della Regione Veneto, 1970-1980, con un breve intervallo in mezzo. Ecco, e questo volume in realtà prende in esame anche questo, in prospettiva storica e interdisciplinare, la figura e l'opera di Tomelleri. Intende ricostruire la vicenda istituzionale, il profilo politico dell'ingegnere veronese, che aveva naturalmente una grande esperienza da libero professionista. Era un ingegnere che aveva presieduto il consiglio di amministrazione dell'autostrada del Brennero e aveva avuto altri ruoli di grande prestigio a Verona. Qual è la caratteristica principale di questa figura, di questo personaggio, di Angelo Tomelleri? La concretezza. Ecco, la concretezza. E quindi ha contribuito in modo diretto alla costruzione di questa regione, nella fase che potremmo definire costituente. Ecco. Ma su questo credo che si soffermerà Aldo Botin, che è il presidente dell'Associazione dei Consiglieri, che ha sponsorizzato generosamente questo volume. Io lo ringrazio, insomma, per l'impegno che ha dedicato durante l'elaborazione di questo volume. Quindi questi tre volumi, il primo di natura storica, culturale, sociale, il secondo, Mario, di natura prevalentemente giuridica, e il terzo sulla figura di Angelo Tomelleri. Ecco, questi tre volumi insieme, compenetrandosi in forma interdisciplinare, danno un affresco, credo, importante per la storia di questa regione. Almeno per i prossimi 2 o 3 decenni, credo che questi volumi siano un punto di riferimento e un punto di partenza per altre ricerche. Io mi fermo qui, visto che ci sono altri relatori che devono intervenire. Grazie.
non dell'impianto complessivo del volume che hai curato e che l'abbiamo già sottolineato ripetutamente, ha molti meriti e quindi andrà sicuramente a costituire, come dire, una pietra miliare nella ricostruzione storica del nostro Veneto. Ora la parola è al professor Sandro De Nardi dell'Università di Padova, che è anche l'autore, nel volume curato da Filiberto Agostini, del commento alla 7ª e alla 9ª legislatura regionale. E come vi ha detto poco fa Filiberto Agostini, è stata fatta una scelta precisa, a mio avviso opportuna, per caratterizzare ogni legislatura regionale con un provvedimento di legge. E in questo caso, per la 7ª legislatura, è la legge regionale numero 11 del 2001 e nel caso della 9ª legislatura regionale è la legge regionale numero 1 del 2012 che promulga il secondo statuto regionale del Veneto. La parola al professor De Nardi. Buongiorno. Desidero ringraziare sentitamente gli organizzatori dell'incontro odierno per avermi invitato non solo a presenziare ma anche a prendere la parola in questo contesto. Vi ringrazio da subito per la cortese indulgenza con cui vorrete ascoltare quanto mi accingo a dire, indulgenza che cercherò, come dire, di acquistare attraverso l'esercizio della brevità. Premetto subito che concentrerò le mie considerazioni da giurista, quale sono e non da storico, quindi prendendo spunto dal volume curato dal professor Agostini, dedicato ai 50 anni di storia della regione del Veneto. Questa scelta dipende non solo dalla circostanza che il tempo assegnatomi è contenuto, ma anche dal fatto che fra i 3 volumi, quello in questione è quello che conosco meglio, anche perché, come diceva il professor Zaccaria, ho avuto l'opportunità di contribuire e poi ho anche avuto modo di raffrontarmi con il professor Agostini, il quale ha avuto la bontà non solo di coinvolgermi nella scrittura di qualche contributo, ma anche di chiedermi alcuni consigli. E anzi approfitto di questa sede, caro Filiberto, per ringraziarti sentitamente per l'onore che mi hai concesso. Ebbene, dalla lettura dell'indice di questo volume si può facilmente constatare, è già emerso da quanto ha detto il professor Agostini, che i vari autori si sono sforzati di dar conto di come la regione del Veneto abbia esercitato nel corso di 50 anni quell'autonomia statutaria, legislativa ed amministrativa ad essa riconosciuta dalla Costituzione repubblicana, perseguendo le politiche pubbliche rientranti nella propria sfera di attribuzione. In particolare il volume offre una significativa panoramica di come l'ente regionale nel corso dei suoi primi 50 anni abbia avuto modo di esercitare numerose competenze in determinate materie di valenza strategica. Ne ha citate già alcune il professor Agostini, pensiamo a quelle in materia sanitaria, in materia culturale, in materia di agricoltura, in materia di cosiddetto terzo settore, tanto per citarne alcune. Ebbene, stando così le cose, in questa sede io ritengo superfluo ripetere quanto il lettore può autonomamente evincere dalla lettura di questi contributi che compongono il volume. Per contro, ritengo possa essere opportuno e forse di qualche interesse per l'uditorio qui presente sviluppare alcune considerazioni, come dire, di natura integrativa, aggiuntiva, per certi versi mi verrebbe da dire complementari rispetto a quanto è già stato messo nero su bianco in questo volume.
Considerazioni che avranno ad oggetto il concreto esercizio da parte della Regione del Veneto di ulteriori e diverse competenze che la legge fondamentale della Repubblica ha attribuito alle regioni ordinarie e dunque anche al Veneto, invitandole a partecipare allo svolgimento di determinate funzioni che sono funzioni tipicamente proprie dello Stato persona, o anzi della Repubblica tutta. L'idea di spendere qualche parola in argomento mi è venuta nelle scorse settimane, allorquando, per prepararmi per l'odierno incontro, riflettevo su che cosa avrei potuto dire oggi in questa sede e mi è capitato di rileggere uno scritto risalente, alcuni decenni fa, che con la consueta lucidità e chiarezza espositiva un insigne giurista del secolo scorso, il professor Bezio Crisafulli, aveva dedicato a quelle che lui ebbe a definire come funzioni costituzionali delle regioni. L'espressione è sua, funzioni costituzionali. E lui, con queste parole, intendeva far riferimento a quelle funzioni che sono contemplate nella legge fondamentale della Repubblica e che sono figlie del nobile intento che i costituenti avevano all'epoca avuto di cercare di creare un punto di collegamento ulteriore fra lo Stato governo e lo Stato comunità, un modo per contribuire, cito testualmente, a dare ulteriore concretezza al rapporto di rappresentanza che corre tra il popolo e lo Stato italiano. Quali sono queste funzioni costituzionali, secondo, ripeto, la prospettiva del professor Crisafulli? Le seguenti. La prima, quella che riconosce al Consiglio regionale la facoltà di approvare proposte di legge da destinare poi al Parlamento, quindi proposte di legge statali di iniziativa regionale. La seconda, quella che riconosce sempre al Consiglio regionale la facoltà di richiedere, insieme ad almeno altre 4 regioni, la celebrazione di un referendum abrogativo oppure anche di un referendum costituzionale ai sensi dell'articolo 138. La terza ed ultima funzione, ultima non certo per importanza, quella che riconosce alle regioni e in particolare ancora una volta ai consigli regionali il diritto-dovere di concorrere attraverso i propri delegati, 3 delegati regionali, alla elezione del Presidente della Repubblica. Funzione che, insomma, è superfluo dirlo, è evidentemente della più alta importanza. Funzione che tra l'altro anche il Consiglio regionale, che da pochi mesi si è insediato, sarà a gennaio prossimo chiamato ad esercitare nuovamente, eleggendo i 3 delegati che concorreranno ad eleggere il successore del presidente Mattarella o eventualmente, stando ad alcuni retroscena, a rieleggere lo stesso presidente. Ebbene, è indubbio che anche l'affidamento alle regioni da parte della Costituzione, dei costituenti, avrebbe da dire, di questi compiti, che li ha voluti assegnare non a caso al Consiglio regionale, organo della rappresentanza democratica, dicevo, questo concorre a rafforzare non poco l'autonomia regionale, da intendersi come capacità di esplicare una azione politica in grado di incidere anche a livello nazionale. Fatta questa premessa, credo dunque che quando si voglia dar conto dei 50 anni di storia di una regione, come nel caso di specie della regione del Veneto, si debba considerare anche come l'ente regionale ha concretamente partecipato all'esercizio di tali funzioni costituzionali. Difatti, da un lato c'è il piano che attiene ai rapporti fra l'ente regionale e la collettività e il territorio, dall'altro però c'è un piano distinto ma non separato che attiene ai rapporti fra l'ente regionale e lo Stato centrale. Ebbene, non è questa la sede per entrare per un'analisi puntuale di questo secondo piano.
che sarebbe interessante sviluppare, secondo me, e qui lancio un'idea al professor Agostini, sarebbe interessante effettuare questa analisi anche in un'ottica comparativa tra le varie realtà regionali, ma qualche brevissima considerazione mi permetto di farla con riferimento a ciascuna delle 3 funzioni costituzionali, così come esercitate dal Veneto. Procedo nell'ordine e rapidamente. La prima funzione costituzionale, quella che attiene alla presentazione di proposte di legge statale da parte del Veneto. Ebbene, qui se uno analizza, consulta gli archivi del Consiglio regionale, si rende conto anzitutto che il Consiglio regionale del Veneto ha esercitato questa funzione senza limitazioni quanto all'oggetto delle singole iniziative legislative. C'era stato un dibattito in sede dottrinale se queste proposte di legge potessero riguardare solo materie di stretta competenza regionale oppure se fosse una competenza di carattere generale che la regione poteva esercitare. Ebbene, il Veneto, e sono tantissime le proposte, l'ha esercitata non solo con riferimento alle materie di propria competenza, ma ha presentato alle Camere proposte di legge anche su tematiche che sono di competenza costituzionale riservata allo Stato. E secondo me questa interpretazione è una interpretazione che condivido perché non solo rispondente alla lettera della Costituzione, ma anche alla ratio sottostante a questa previsione recata all'articolo 121. E poi c'è un dato significativo, è un dato quantitativo. Vi do qualche numero con riferimento alle ultime legislature regionali, un dato che di cui ho potuto beneficiare grazie alla collaborazione che mi è stata offerta dall'ufficio legislativo del Consiglio regionale e in particolare dal dottor Carlo Giachetti, valente dirigente del Consiglio regionale. Per esempio, nella 6ª legislatura del Consiglio regionale, i singoli consiglieri hanno presentato ben 79 proposte di legge statale e poi il Consiglio regionale ne ha approvati 26. Nella 8ª legislatura sono stati presentati dai singoli consiglieri 29 progetti di legge statale e poi ne ha approvati 9 il Consiglio regionale. Nella 10ª legislatura ne sono stati presentati 64 e poi approvati dal Consiglio regionale 21 e quindi sono stati trasmessi alle Camere. Questo con riferimento alla prima funzione. Con riferimento alla seconda funzione costituzionale, va detto che anche qui il Consiglio regionale del Veneto si è distinto, cioè ha sfruttato in diverse occasioni l'opportunità riconosciutagli dall'articolo 75 della Costituzione repubblicana, quella cioè di farsi promotore, insieme ad almeno altre 4 regioni, di referendum abrogativi di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato. Ed è indubbio che anche per tale via il Consiglio regionale del Veneto ha contribuito ad avviare operazioni istituzionali e nazionali, utilizzando lo strumento referendario in chiave oppositiva a decisioni prese da legislatore statale. In proposito, tra le altre, mi pare degna di speciale menzione quella iniziativa, che in realtà era un insieme di iniziative che furono avviate nel 1991 e che sono poi sfociate concretamente nei referendum che si sono celebrati il 18-19 aprile del 1993. In quella circostanza l'Assemblea di Palazzo Ferrofini, come si legge nell'apposita relazione della prima commissione referente, che è stata poi riprodotta nella deliberazione approvata dal Consiglio il 20 dicembre del 91, ha chiesto di indire referendum abrogativi di ministeri e di funzioni ministeriali che avevano favorito, secondo il Consiglio regionale, una spinta centralistica dello Stato. In quel verbale, in quella occasione, si legge
che le regioni, cito testualmente, vedono umiliata la loro autonomia per l'infittirsi di una legislazione statale sempre più invasiva delle autonomie locali e orientata a un crescente centro ridotte a centri di erogazione di spesa derivata e quindi a terminali privi di reale autonomia, assieme a comuni e province del potere centrale. Subiscono tagli dei finanziamenti statali senza poter disporre autonomamente di proprie risorse, in violazione dei principi di autonomia finanziaria e tributaria sanciti dall'articolo 119. Muovendo quindi da questa constatazione, il Consiglio regionale del Veneto ha ritenuto di dover prendere una decisione storica, è definita così nella deliberazione, che rappresentava, cito testualmente, un atto di responsabilità e al tempo stesso di speranza, ritenendo che fosse, aperte le virgolette, possibile uscire dalla crisi della democrazia italiana con un processo di riforme dirette a rafforzare il nostro sistema democratico, a rendere più efficiente e sicura la nostra democrazia, a fare del nostro Paese una democrazia moderna, uno Stato unitario in quanto articolato in un sistema coerente di forti poteri regionali e locali, capace di reggere la sfida dei grandi mutamenti in corso sullo scenario europeo e mondiale. Eravamo, ripeto, nel 1991. Ebbene, credo che anche questo sia un fatto significativo di cui si debba tener conto, a proposito tra l'altro di quanto diceva poc'anzi il professor Bertolissi, laddove invocava il motto "le regioni per la riforma dello Stato". Il Veneto ha dato un proprio contributo anche in questo. Vengo all'ultima funzione costituzionale e poi chiudo, quella che concerne l'elezione dei Presidenti della Repubblica Italiana. Anche qui la consultazione dei relativi verbali dell'epoca è ricca di molti spunti e di riflessioni. Tra l'altro, per 2 volte è stato eletto come delegato proprio il presidente Tomelleri, delegato del Veneto, in quanto presidente della regione. In argomento qualche considerazione. Intanto si deve constatare che pur in mancanza di vincoli normativi riguardanti i requisiti di eleggibilità dei delegati regionali, il Consiglio regionale del Veneto ha sempre provveduto a designare persone che possedevano lo status di consigliere regionale, il che, a mio avviso, ha integrato gli estremi di una scelta politica istituzionale non solo costituzionalmente legittima, ma anche sommamente opportuna, anche nella misura in cui, per intuibili ragioni, ha consentito di volta in volta di verificare in maniera, per così dire, plastica, che fosse garantita quella rappresentanza delle minoranze politiche in linea con quanto sancito dall'articolo 83 della Costituzione. In secondo luogo, si deve notare che i voti in questione sono sempre stati espressi con schede segrete, utilizzando un sistema elettorale fondato sul metodo procedimentale del cosiddetto voto limitato, consentendo quindi a ciascun consigliere regionale di indicare 2 soli nominativi al fine di permettere alle minoranze di concentrare eventualmente i suffragi sul loro candidato e dunque di consentirne l'elezione. In terzo luogo, si deve evidenziare che l'elezione dei delegati regionali è costantemente avvenuta al primo scrutinio in tutte le 8 elezioni, in tutte le 8 occasioni in cui il Veneto è stato chiamato ad eleggere i propri delegati regionali. E tra l'altro sempre con l'espressione di un numero di suffragi per gli eletti alquanto consistente. Da ultimo si deve poi constatare che il Consiglio regionale del Veneto, a differenza di quanto hanno fatto altre assemblee legislative, ha sempre prontamente provveduto a designare i suoi delegati prima che il collegio elettorale presidenziale, il Parlamento in seduta comune, si riunisse ed iniziasse le votazioni, interpretando dunque il proprio compito con serietà e correttezza e dimostrando rispetto nei confronti delle istituzioni coinvolte. Avrei molto altro da dire, ma mi fermo qui.
Mi fermo qui perché tra l'altro mi viene in mente un saggio insegnamento che molti anni or sono, ahimè, ebbi a ricevere quando frequentavo il liceo classico nella mia città, Vittorio Veneto, un insegnamento impartitomi dal compianto professor Aldo Toffoli, docente di lettere, uomo di straordinaria cultura, impegnato politicamente nel Partito della Democrazia Cristiana, è stato più volte sindaco, ma anche come consigliere regionale del Veneto. Infatti c'è l'indicazione nel volume curato dal professor Agostini dal 1980 al 1985. Desidero quindi in questa sede, se mi consentite, rendere omaggio a tutto ciò che mi ha trasmesso, ma anche a questo insegnamento, ricordando a me stesso e anzi praticando quel monito che lui era solito rivolgere a noi studenti, mutuandolo, ci diceva, da quello che i dogi veneziani rivolgevano ai loro ambasciatori, prima di mandarli nelle rispettive sedi all'estero, sul modo di comportarsi con i principi che dovevano di volta in volta incontrare. Il doge diceva loro, prima di parlare, taci. Dunque mi taccio. Vi ringrazio. Le funzioni costituzionali assegnate alla Regione, che ha illuminato, come dire, la serietà ma anche la vivacità, il carattere attivo della presenza sul piano istituzionale. La parola è al dottor Roberto Valente, eccolo qua, che appunto è stato tra i promotori di questi volumi, anche per la sua funzione istituzionale di segretario regionale del Consiglio generale del Consiglio regionale del Veneto. Prego. Buongiorno a tutti. Sono felice di essere qui a Vicenza, che è la mia città natale, e di riproporre questo argomento che mi ha visto tra i protagonisti di questa celebrazione del 50° della Regione. Ci eravamo lasciati a Venezia un anno fa, poi c'è stata l'interruzione, avevamo questi bei progetti di fare tante cose, e poi ci siamo interrotti e riprendiamo qui dopo un anno, e quindi sono contento che sia Vicenza che ospita appunto questo evento. Prima di intervenire io volevo ricollegarmi a quello che ha detto il professor Mario Bertolini. Certa stampa ha ignorato l'avvenimento del 50°, e qui io mi voglio anche levare un sassolino dalla scarpa, perché non voglio fare nomi, però ricordo benissimo quella giornata quando ci fu l'avvenimento dell'inaugurazione della mostra, che c'erano varie testate giornalistiche, e una in particolare si preoccupava molto di andare dietro al ministro Boccia o al presidente Zaia, e non scrisse un rigo. Lo ritenni vergognoso questo, e mi associo al professor Roberto Rissi. Come altrettanto ritengo, e questo ve lo svelo perché lo sa solo, l'ho comunicato anche verbalmente, che l'unica autorità che ha scritto, ma ha scritto delle bellissime parole e firmando di suo pugno, è stato proprio il presidente Mattarella, a cui noi abbiamo donato i 3 volumi. E lui dicendo queste parole indirizzate al Presidente del Consiglio Ciambetti: gentile Presidente, la ringrazio molto per il cortese invio dei 2 volumi, La Regione Veneto, 50 anni di storia, 1970-2020. Ho molto apprezzato i contributi dei vari autori.
sono di elevato livello e di grande interesse. Spero che mi sia possibile, in presenza di migliori condizioni, visitare la mostra fotografica così ben illustrata dal catalogo in occasione di una mia prossima presenza a Venezia che tengo a prevedere in programma. Firmato Sergio Mattarella, con sua firma autografa. Quindi quello che diceva il professor Bertolissi mi trova veramente concorde. Devo dire una cosa, io prima di iniziare il mio intervento desidero anche ringraziare, perché non l'ho fatto prima di oggi, ma desidero ringraziare sia il presidente Zaia che sia il presidente Ciambetti nel costruire questo percorso che ha visto sia la mostra fotografica sia i 2 volumi. Perché chiaramente io non credevo che mi si desse così subito fiducia, credito, ma anche un'ampia disponibilità come mi è stata data. Ricordo benissimo quando io alla vigilia di Natale, quando si fanno gli auguri al Presidente, era il 2018, in mezzo alla folla di Zaia a Palazzo Balbi, e gli chiesi: signor Presidente, tra 2 anni cade il 50° della regione, io avrei piacere di fare qualcosa, lei che cosa dice? Dice, sì, te hai ragione, come fanno? Fai. E devo dire che poi il fai fu un'ampia, un ampio credito, tante disponibilità, anche perché se questi volumi, se siamo riusciti a fare questa mostra, nasce dai risorse che ha messo la regione. Tenete presente che noi eravamo partiti con anche con la richiesta degli sponsor, poi c'è stata la pandemia e abbiamo rinunciato. C'erano state tante, realtà economiche che si erano offerte, però noi abbiamo poi alla fine rifiutato, perché abbiamo ritenuto che in un momento così grave dal punto di vista economico, se chiedere o comunque accettare delle somme da parte di questi soggetti che così generosamente si erano così offerti. Li abbiamo comunque citati tra i ringraziamenti, perché è giusto che anche questo si sappia. Quindi praticamente questa mostra, questo progetto del 50° nasce appunto solo e esclusivamente fondi della Regione Veneto, e questo appunto volevo sottolinearlo e ringraziare il Presidente della Regione per questo. Passando invece più che altro ai volumi. I volumi appunto curati dal professore Agostini e Bortolissi segnano senza dubbio un punto fermo di un percorso che abbiamo voluto sintetizzare e divulgare nella nostra mostra fotografica dedicata appunto ai 50 anni della Regione Veneto. Grazie ai testi dei docenti coordinati appunto dai suddetti professori, oltre alla ristampa, e ricordo delle note di Eugenio Gatto, che fu il ministro, lo ricordiamo, era un ministro veneto, che si trovò nel 1970 a essere ministro delle regioni e che insieme, ricordiamo, a un altro veneto, vicentino, presidente del Consiglio dei Ministri, Mariano Rumor, perché dobbiamo ricordare che il varo delle regioni trovò come protagonisti 2 veneti, Mariano Rumor e Eugenio Gatto, che invece era di origine veneziana. Così siamo riusciti a costruire un'offerta culturale che ammette diversi livelli di lettura, che è in grado di rivolgersi in maniera convincente a una platea eterogenea,
quanto basta, dallo studioso specialista a chi ha vissuto questi 5 decenni, sino ai più giovani che di questa storia contemporanea non hanno spesso le più semplici nozioni. Con Borges diciamo che noi siamo la nostra memoria, noi siamo questo museo chimerico di forme di specchi rotti. Ma questi frammenti, questi graffiti, nel lavoro coordinato dai professori Agostini e Bertolissi, trovano omogeneità, sintesi, leggibilità, assumendo una forza veramente singolare e con grande capacità di suggestione e coinvolgimento. Non secondario è rammentare come questi volumi, già avviati nel 2019, come dicevo, siano stati realizzati in gran parte nei lunghi mesi di confinamento. Il tristemente non poche difficoltà, ma colmando un vuoto informativo e di analisi. Me ne accorsi sin da subito nei frequenti scambi di opinioni intercorsi con gli autori. Ne sa qualcosa, per quanto mi riguarda, il professor Agostini, che ringrazio per aver accolto i moltissimi suggerimenti e le suggestioni che gli fornivo nel rileggere i testi che man mano mi sottoponeva e dai quali talvolta traspariva a volte una conoscenza anche frammentaria dei provvedimenti assunti dalla Regione. In realtà io giocavo anche la veste di essere stato per uno dei funzionari del servizio legislativo, quindi la conoscenza legislativa l'avevo, diciamo, in certo senso ben presente, o anche delle scelte fatte dalla classe politica. I volumi presentati quest'oggi hanno senza dubbio colmato veramente un vuoto e anche per questo motivo, grazie ai risultati concreti che abbiamo raggiunto, abbiamo deciso di non interrompere il lavoro di ricerca e di riflessione avviato lo scorso anno, tanto che ci accingiamo a presentare, oltre a una breve pubblicazione dedicata, diciamo, alle donne che sono state consigliere regionali, io vi annuncio già qua che stiamo producendo un volume dedicato si chiamerà Prime Donne, alle 2 prime consigliere regionali sono state nella storia della nostra regione. Parlo in modo particolare di Rosetta Molinari, una padovana che fu la prima donna e unica donna nella prima legislatura nel 70, dobbiamo ricordare questo, ma l'altrettanta seconda donna che arrivò alla seconda legislatura è Giuseppina Dal Santo, straordinaria donna vicentina, alfiera della democrazia cristiana, che io ho avuto il piacere e adesso mi dispiace che sia andato via il Giovanni Rolando, ma in quella legislatura lei era, oltre che diciamo membro dell'ufficio di presidenza, ma era anche componente della 6ª commissione consigliare. E io ebbi veramente l'onore di poter lavorare con lei. Ed è stata una grandissima donna come la Molinari e gli dedichiamo questo libro che credo che se lo meritino tutte e 2 queste grandi signore della politica regionale. Come coordinatore generale del progetto voluto dall'ufficio di presidenza del Consiglio voglio sottolineare, penso con legittimo orgoglio, che siamo stati tra le poche, ecco questo voglio dire, regioni a concepire e a presentare una proposta ampia e articolata per le celebrazioni del 50°, proposta che vede proprio nei libri oggi presentati il cardine. Abbiamo dovuto solo rinunciare a una cosa, avevamo in programma nelle nostre celebrazioni, oltre il momento, diciamo, dell'inaugurazione della mostra, avevamo progettato un concerto alla Fenice dove devono intervenire tutti gli amici, e questo concerto doveva essere tenuto dall'orchestra giovanile del Veneto e aveva anche un progetto singolare perché dovevano suonare per ogni
diciamo, quinquennio un pezzo di musica leggera di quel periodo, e quindi avevano un compito ben preciso, perché sarebbero stati 50 anni di musica leggera suonata da questa orchestra di 5 elementi. Purtroppo la pandemia ci ha impedito. Uno dei fili conduttori delle iniziative varate con lungimiranza nel 2019 e concretate nel 2020 è stato il raccontare e il ricordare i protagonisti della vita della regione, a iniziare da quanti non ci sono più. La passione ha lasciato un segno indelebile nella costituzione di un ordinamento che oggi può vantare la propria storia, una storia che possiamo ricostruire grazie al patrimonio costruito dall'ufficio studi dei nostri archivi e della biblioteca del Consiglio regionale, che potrebbe diventare ancora più ricco e ancora più coinvolgente in virtù delle testimonianze dirette di chi è stato protagonista di quegli anni, da chi ha una memoria, per così dire, privata, fatta anche di documenti, di inediti, lettere, fotografie, registrazioni video, che a mio avviso devono essere recuperati e custoditi affinché quelle testimonianze non si disperdano, non vadano a finire in quel mucchio di specchi rotti di cui parlava il già citato Borges. Beh, io vi posso confidare una cosa: l'altro giorno ho ricevuto il figlio del presidente Bernini, il quale, diciamo, è a capo di una fondazione che vuole, diciamo così, onorare la memoria del papà. Beh, pensatevi che non aveva fotografie del papà del periodo regionale, e vi posso dire che le fotografie della presidenza Bernini distrutte. A Palazzo Balbi, che era la sede della presidenza, non le hanno più, non si sa dove sono andate. Io, appunto, quando vi ho detto appunto della ricostruzione attraverso, diciamo, archivi, patrimoni anche privati, ho la fortuna di conoscere la famiglia di quello che è stato il capo ufficio stampa di Bernini, il quale aveva messo via il dottor Flamini aveva messo via tutte queste fotografie, e queste fotografie mi sono state, diciamo, in un certo senso date. Mi hanno detto, dice, la famiglia, dice, noi quando non ci saranno più andranno buttate via queste foto, per noi non rappresentano neanche niente, perché rappresentavano per mio papà, ma per i figli cosa possono rappresentare? Ebbene, quelle foto sono quelle che sono in mostra, e sono le stesse foto che ho dato alla famiglia Bernini, che le hanno digitalizzate e che oggi sono patrimonio della loro fondazione. Per questo l'appello che io faccio, che se qualcuno ha fotografie, se qualcuno anche si deve disfare di porti in Consiglio regionale, verranno ben conservate, come è stato conservato tutto il passato, che ci ha permesso di fare questa mostra. Gli storici sanno benissimo come spesso memorie, infatti documenti e materiali eterogenei raccolti nel corso della vita rischiano di finire dimenticati, dispersi con la frammentazione di un patrimonio che potrebbe invece diventare migliore collocazione, giusta valorizzazione nella nostra biblioteca e negli archivi regionali, con la possibilità di essere messo a disposizione di ricercatori e studiosi. Diceva appunto Mario Rigoni Stern che la memoria è determinante perché io sono ricco di memorie, e l'uomo che non ha memoria è un povero uomo, perché essa dovrebbe arricchire la vita, dar diritto e far dei confronti e dar la possibilità di pensare ad errori o cose giuste fatte. Ciò vale per l'uomo, per una donna, ma anche per un'istituzione come la Regione, che è un attore vivo ed è protagonista della società. In questo modo noi diciamo che il 50° anniversario della nascita delle regioni a statuto ordinario è stato l'inizio di un nuovo percorso in cui la Regione del Veneto si fa custode e
della propria memoria, della storia nella storia, è il titolo che abbiamo dato anche alla nostra mostra, ma si apre anche ai cittadini, soprattutto ai più giovani. Non dimentichiamo che la sala di lettura della nostra biblioteca è stata dedicata nella scorsa legislatura a Valeria Solesin, la giovane ricercatrice veneziana assassinata nell'assalto terroristico del 13 novembre 2015 al Bataclan a Parigi. E questa dedica è stata voluta dal Consiglio regionale. Leggo la deliberazione dell'ufficio di presidenza della ricercatrice, legandola a doppio filo con uno spazio vivo, luogo di incontro per i cittadini e in particolare studenti e ricercatori. Io credo che questo spazio vivo potrebbe arricchirsi di valore proprio se fosse scelto, come dicevo prima, per la donazione di documenti e materiali che domani potrebbero essere utili a ricostruire o a rileggere pagine della nostra vita, come del resto hanno fatto in maniera più che egregia i nostri due coordinatori, Filiberto Agostini e Mario Boni. Concludo il mio intervento non senza ringraziarli per il grande contributo che hanno donato gratuitamente a tutta la comunità veneta. Di segretario generale del Consiglio regionale del Veneto. È stato bello che il dottor Valente ci abbia annunciato altre opportune iniziative che si terranno nel futuro, che quindi proseguiranno, prenderanno il testimone di questi volumi, e per l'appello infine che ha lanciato alla donazione di fotografie e documenti che potranno arricchire la parte appunto d'archivio del Consiglio regionale del Veneto. Infine, l'ultimo intervento è quello del dottor Aldo Bottin, presidente dell'Associazione dei Consiglieri regionali del Veneto, che ha meritoriamente, come è stato già ricordato, sponsorizzato e contribuito a sostenere il volume curato da Filiberto Agostini sul primo presidente della Regione del Veneto, l'ingegner Angelo Tomelleri. Al dottor Bottin la parola. Ho avuto questo incontro e ho voluto sottolineare positivamente per il messaggio che vuole dare alla realtà, a chi è al di fuori della istituzione Regione Veneto. Perché io che sono stato nei 50 anni, 15 anni in Regione Veneto, posso sottolineare che lo stesso istituto non è così conosciuto e apprezzato come dovrebbe anche nella stessa realtà della nostra Regione Veneto, dai cittadini, dagli studenti, dalle scuole. Per cui io mi auguro che questa presentazione dei due volumi sui 50 anni e anche il volume del primo presidente della Regione Veneto, l'ingegner Tomelleri, possa essere l'occasione per far conoscere e apprezzare la nostra realtà. Certamente vi confesso che dopo aver sentito la prosa cruda del professor Bertolissi, l'entusiasmo per quanto riguarda il sottoscritto sul futuro della Regione, ho forti dubbi se continua questo rapporto tra ente o enti, Regione e Stato così organizzato possa avere sempre più difficoltà e possibilità di ottenere risultati convenienti per i cittadini, per gli amministrati. Io ho avuto la fortuna o sfortuna di trascorrere in Regione, direi quasi tutte le esperienze, da semplice consigliere, assessore regionale alle attività produttive per quasi 10 anni, vicepresidente del Consiglio e poi nel 1994
nella legislatura dei 4 presidenti di giunta regionale, chiudere quella legislatura che ha segnato un cambiamento, una rottura nella realtà istituzionale per quanto riguarda risultati politici, per quanto riguarda avvenimenti storici, per quanto riguarda situazione socio-economica che ha avuto senz'altro una significativa trasformazione in quel periodo. Io vengo dalla espressione del mio partito che mi ha designato allora, la Democrazia Cristiana. Io sono sempre turbato da quell'analista, perché non sono tanti, alcuni che parlano di un certo periodo della vita della Regione Veneto, dove la Regione Veneto è rappresentativa della subcultura bianca. Io ho l'onore di essere espressione di quella subcultura bianca, che ricordo a me stesso e a chiunque vuole capirlo, che se non ci fosse stata quella subcultura bianca, non so cosa vuol dire, ma la contraddico in maniera convinta e decisa, i risultati che stiamo anche godendo nel 2021 probabilmente avremmo maggiore e ulteriore difficoltà. Pensatevi a Tom Melleri, di cui presentiamo il libro oggi, il primo presidente della Giunta regionale del Veneto, ingegnere che veniva dopo una sua esperienza notevole e significativa nella vita amministrativa veronese e non solo, che ha costruito la Regione Veneto dalle mura all'impianto primo organizzativo e legislativo che diversamente non sarebbe stato possibile attuare se non, e difatti leggete la storia, sempre si è andato a modificare, adeguare qualche cosa che già era stato costituito e offerto alla nostra realtà. Queste constatazioni portano purtroppo a guardare, sì, con un po' di dispiacere per il passato, ma io ritengo che insomma ci sia ancora tanta materia grigia da parte della Regione Veneto, della realtà veneta, per poter guardare con maggiore fiducia e possibilità ancora di risultati migliori. Perché noi siamo stati in grado di fare queste testimonianze anche librari, e ricordo che oltre ai 2 volumi ultimi della Regione Veneto, noi come associazione degli ex consiglieri abbiamo anche pubblicato, sempre con la collaborazione, la guida, la regia del professor Agostini, la Regione Veneto ha 40 anni della sua istituzione, e anche là abbiamo fatto un'analisi approfondita di confronto tra varie personalità, studiosi, perché appunto fosse conosciuta l'istituzione. Allora, ad oggi, 2021, con le difficoltà che ci sono state ricordate dal professor Bertolissi, noi speriamo che l'attuazione di alcuni principi che sono stati ribaditi nell'ultimo statuto della nostra regione, quello del 2012. Noi abbiamo fatto tanti percorsi utili, io penso appunto ai piani e programmi, ai provvedimenti singoli, quando guardo all'assessore che io ho seguito per quei quasi 10 anni dopo l'impegno assiduo del collega Luciano Righi qui presente con me, e Covolo e Rolando e altri consiglieri regionali non li vedo, possa trovare attuazione, per esempio, il primo articolo dello Statuto. Il Veneto è regione autonoma, secondo il presente Statuto, e il secondo articolo, autogoverno del popolo veneto. L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia. Poi, l'articolo 3, autonomia della Regione del Veneto e degli enti locali. Quanto percorso c'è ancora da fare, quanto lavoro, quanta necessità di preparazione, di confronto, che vedendo adesso dall'esterno le istituzioni, non solo la Regione, ma anche i consigli comunali e regionali,
Quanta elaborazione allora si faceva nelle nostre realtà e di partito e istituzionali. Ricordo a chi vuol fare memoria quanto era importante la scuola dei pre-consigli nei consigli comunali, nei consigli regionali, negli incontri di lavoro dell'istituto della regione, quanto confronto si faceva interno e esterno prima di andare in consiglio regionale per approvare leggi di significato enorme, i piani e i programmi, i provvedimenti istituzionali e non solo. C'è tutto questo ora nelle istituzioni minori e maggiori? Quanto si preoccupavano i presidenti di giunta di allora di non mancare ai consigli regionali. Io ricordo, sono stato assessore con Bernini e anche con Cremonese, si rinviava il consiglio regionale quando c'era l'impedimento da parte del presidente di giunta regionale per affrontare non solo il consiglio regionale di normale lavoro, ma quelli del bilancio in maniera assoluta. Quanta attenzione c'era allora nei confronti del Consiglio regionale in quanto tale, cioè il Consiglio regionale non ridotto a organo di ratifica, quanto piuttosto a organo di proposta, di elaborazione, di sollecitazione. Giustamente il professor Nardi ha ricordato quei provvedimenti del 1991. Quante c'erano allora? Quanta elaborazione all'interno dell'istituzione, quanto confronto con le istituzioni provinciali, comunali, con i cosiddetti rappresentanti sociali della nostra realtà, prima di arrivare a delle conclusioni. Io ritengo che occorra recuperare questo rapporto. Occorra avere il coraggio di ripristinare il ruolo e le funzioni delle associazioni di categoria. Io ho anche il coraggio di dire dei partiti, ben interpretati, ben capiti, come luogo di elaborazione e di proposta, non di scambio e suddivisione esclusivo di poltrone o di prebende. Perché se continuiamo così, finiamo purtroppo per dover constatare che uno si sveglia al mattino, propone la costituzione del suo partito, propone e lusinga tanti fuggitivi da luoghi certi che magari sono là a scaldare, piuttosto che invece preoccuparsi di formarsi prima di mettersi nell'impegno di una istituzione come la Regione, come il Parlamento e come tutte le altre istituzioni locali. Io mi auguro che anche questi incontri, questi dibattiti, queste proposte, queste provocazioni finiscono per sollecitare l'intelligenza di tutti per affrontare in maniera coraggiosa e chiara il confronto che abbiamo con i nostri amministrati e anche tra le istituzioni. Il contrasto e la difficoltà che ci è stata ricordata dal professor Bettorissi certamente ci amareggia e ci preoccupa. Veramente l'ultima decisione e bocciatura della legge regionale per quanto riguarda voi e dintorni è di una lettura così stupefacente e disarmante. Se è vero che il potere di uno scribacchino vale più dello studioso e dell'esperto in diritto costituzionale non solo, però quei signori non so se abbiano l'armellino, che cosa, quelli della Corte Costituzionale, ma non leggono tutte le documentazioni, non uso il termine carte, o i rapporti o i confronti che arrivano sui loro tavoli, o piuttosto anche loro reggono le cronache dei giornali che sappiamo quanto sono corrispondenti talvolta agli interessi e alle intenzioni degli editori piuttosto che l'attenzione intelligente del giornalista stesso. Io vi ringrazio per l'attenzione e mi auguro veramente che i due volumi e il volume su Tomelleri sul primo presidente della giunta regionale possa essere senz'altro momento di considerazione, di valutazione e quindi anche di divulgazione per quanto riguarda la nostra regione
Veneto. Grazie. Questa rivendicazione, generale Damnazio Memorie di quanto realizzato nel passato, quindi del contributo dato alla vita della regione nel passato, la conoscenza di questa istituzione, che divengono punto di riferimento per il futuro. Intervento conclusivo, con un breve saluto, è del professor Marcello Verga, presidente del comitato scientifico. Prego. Solo di ringraziare tutti voi, ringraziare anzitutto il Presidente che ha moderato questo incontro, ringraziare i curatori dei 3 volumi, qui discutiamo 3 volumi, che sono, come detto prima all'apertura il nostro Presidente Scaroni, sono qui, come dire, volumi la cui discussione è nel DNA di questa fondazione, cioè è un interesse primario della fondazione occuparsi della Regione Veneto. È l'oggetto di uno dei nostri progetti di ricerca, e qui parlo a nome anche del comitato scientifico, non solo del consiglio di amministrazione della fondazione, ma il progetto che ci sta impegnando è quello di fare una storia delle Venezie, di questi territori. È uscito un primo volume, entro il mese prossimo uscirà un secondo e un terzo volume uscirà poi nel 2022. Ma la fondazione è nata per occuparsi di questo territorio. E questi volumi ci danno la storia della regione, la storia delle istituzioni, ma non so, ci danno l'idea, la storia di questa straordinaria comunità, di questa identità. E lasciatemi dire, da parte chi come me, io sono professore all'Università di Firenze da 50 anni, fino a quando ero giovane studente sono rimasto in Toscana, mi colpisce per questa forte tenuta identitaria. Vedere la Toscana, che come si ricordava prima qualcuno, non tutte le regioni hanno un forte tasso di identità, e la Toscana forse è l'esempio del minor tasso di identità regionale. Nessun fiorentino o nessun senese si definisce toscano, e nessun senese riconoscerà mai che Firenze è il capoluogo della regione toscana, ovviamente. Quindi questo colpisce, questo è fondamento, questo è una delle grandi linee di ricerca. Il territorio. Su questo sabato prossimo ci sarà un incontro con alcuni sindaci per discutere proprio della Vaia, e anche il 12 faremo un altro incontro sempre sulla storia, sul dramma di questo territorio, perché torno a dire, quando il professor De Rosa e Mariano Rumor fondarono questo istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa, e di questo territorio noi ci stiamo occupando. Permettetemi 2 parole ancora su questo 50° della regione. Il professor Alberto Lisi ha ricordato esattamente che soltanto il presidente Mattarella ha avuto attenzione a questo tema. Però voglio ricordare cosa ha detto il professor Mattarella. Il presidente Mattarella anche poi, quando col Covid si è dovuto rinviare di un anno tutto, ha detto, festeggiamo insieme il 260° anno della fondazione dello Stato italiano. Perché è vero che autonomia e centralismo rappresentano i 2 grandi temi di dibattito, di scontro politico, non sempre, perché la decisione di fare uno Stato accentrato è stato fatto col sostegno di gran parte dei ceti dirigenti italiani, quindi non sempre autonomia e centralismo sono stati i 2 poli del dibattito forte dello scontro politico. Ma col presidente Mattarella, col Quirinale, soprattutto con l'archivio storico del Quirinale, come fondazione abbiamo cercato di lavorare sul tema appunto che aveva indicato il presidente, 50 anni delle regioni, 160 anni di fondazione dello Stato unitario, puntando a una cosa molto semplice, cercando al Quirinale, nelle sedi dell'archivio storico del Quirinale, una mostra sulle bandiere delle regioni, su come sono stati definiti nei vari consigli regionali i moti e gli emblemi delle regioni. E ricordo che alcune regioni sono state invitate a fare questo processo dal presidente Scalfaro, perché quando il presidente volle organizzare una mostra sulla protezione civile, ci si accorse che alcune regioni non avevano bandiera.
e su impulso del Quirinale, che alcune regioni hanno avviato i loro dibattiti sugli emblemi e sulle loro bandiere. Ma permettetemi, appunto, dicevo prima, il dibattito autonomia e centralismo ha trovato momenti di connessione forti, alcuni momenti fondanti dello Stato. E permettete qui, scusate, come storico, ma non sono solo, c'è qui Filiberto che spero sia concorde con me. Ritorniamo al 1911, 50° della fondazione del Regno d'Italia. Grandi dibattiti, la prima volta che Giovanni Amendola, grande esponente liberale, scrisse "Quest'Italia non ci piace", avviando il processo Risorgimento, che poi è una delle linee della cultura politica e della storiografia italiana per tutto il XX secolo. Ma nel 1911 si celebrava l'Altare della Patria, ma si celebrò la grande mostra etnografica delle regioni. Allora, quando il Consiglio regionale e il sindaco si è impegnato a portare qui a Vicenza la mostra fotografica, e come fondazione noi ci impegneremo a ricostruire lo stand del Veneto alla mostra etnografica fatta nel 1911 nell'area romana dove adesso c'è la Farnesina, fu fatta lì. Tutte le regioni si impegnarono in discussioni, ma questo voglio dire. 1911, governo Giolitti, si festeggia 50 anni di uno Stato, ma si festeggia con una grande mostra etnografica delle regioni italiane. Ma 1911, Giolitti progetta di fare il Ministero degli Interni al Viminale, si vota Giolitti, e in questo modo, tra l'altro cambiando le linee su cui si andava sviluppando Roma Capitale, perché quando Roma divenne capitale si decise che i ministeri sarebbero stati costruiti lungo l'asse che dal Quirinale va a Porta Pia, no? Dove c'è il Ministero delle Finanze, il Ministero della Guerra, dell'Agricoltura, furono fatti su quest'asse lì. Ma Giolitti decide di farlo al Viminale, di spostare l'asse. E il Viminale, che sarebbe stato la sede del Ministero degli Interni della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio, perché nella storia italiana la Presidenza del Consiglio ha avuto una sede autonoma solo nel 1961. Prima non ha avuto una sede autonoma del Consiglio. Questo ci dà anche la storia della debolezza della Presidenza del Consiglio, dei rapporti tra il Presidente e i Ministri. Ma la Presidenza del Consiglio stava presso il Ministro degli Interni, prima a Palazzo Braschi, poi nel 1911 si decide di farlo al Viminale. Non so quanti di voi siano stati al Viminale, ma se entrate al Viminale, voi entrate, si va verso lo scalone d'onore, ma si passa per lo scalone d'onore da una galleria che si chiama la Galleria delle Regioni. Sul soffitto ci sono i nomi delle regioni. Questa sarebbe stata la sala d'ingresso alla Presidenza del Consiglio. Questo pensava Giolitti. E io dico, forse, non propongo un ritorno a Giolitti ovviamente, però come storici, come Fondazione di Storia, penso che ricordare quel momento possa essere utile, non per risolvere i problemi del presente, penso per ridare quella memoria, no, che si diceva prima, fa difetto, fa difetto al nostro dibattito. E questo credo sia il compito della Fondazione. E grazie ancora a tutti. Preziosi e le proposte che sono state lanciate si possano a breve realizzare. Grazie a tutti. Sì, perché sennò si diffonde il qualunquismo. C'è quel pericolo lì che si fa presto. Lì c'è una componente professionale, è evidente, insomma, legittima, ma perché poi si fa un'opera di qualunquismo, in certa misura, che è strana in una persona.
Sì. Ah no, sì. Sotto No, il... no, no, sì, no. Sì, se si sta in prima linea, aspetta che chiudiamo tutto. Si sta